Entro 20 giorni pronto il riparto dei fondi destinati dal governo alla Liguria per i danni della mareggiata. 385 milioni di euro in 3 anni che andranno a rimborsare anche privati e attività commerciali. In fase di stesura il progetto definitivo del nuovo depuratore di Chiavari, effettuati nei giorni scorsi i carotaggi dell'area da parte di Reti, il sindaco in visita esplorativa ai depuratori di Quinto e Recco. 50 anni a servizio di Dio e della Chiesa. Auguri al vescovo Alberto Tanasini che festeggia il 1° marzo i suoi primi 50 anni di ordinazione sacerdotale. Un'ecologia integrata che prenda consapevolezza dalla stretta connessione fra economia, clima e democrazia. A Rapallo intervento dell'ex ministro Giovannini a 4 mesi dalla mareggiata. 3 giorni di ascolto e preghiera per i pellegrini di Santiago de Compostela. A Chiavari, nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, si svolge la 17ª edizione dell'incontro compostellano in Liguria. Le scelte della vita, la carriera artistica, l'impegno sociale, i temi al centro dell'incontro degli studenti del liceo Luzzati di Chiavari con Neri Marco Re nell'ambito del progetto Credere della diocesi di Chiavari. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. Sarà pronta entro una ventina di giorni la proposta di riparto dei fondi destinati dal governo alla Liguria per rimborsare i danni provocati dalla mareggiata e dal maltempo di fine ottobre. In tutto per la nostra regione arriveranno in 3 anni 385 milioni di euro che serviranno per interventi di natura pubblica ma anche per il ristoro di danni subiti da privati e entità e attività commerciali che hanno presentato denuncia. Sentiamo. Credo che sia veramente un grandissimo successo del sistema di protezione civile di questo Paese, di cui ringrazio il governo e ringrazio soprattutto i nostri uffici che hanno lavorato con i nostri sindaci indefessamente in questi giorni. Saranno utilizzati per il ristoro dei danni subiti dalla costa in occasione dell'ultima mareggiata, ma anche per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio. Dei 385 milioni di euro destinati dal governo per i prossimi 3 anni alla Liguria nell'ambito del progetto Proteggi Italia, 150 milioni dovranno essere investiti subito e spesi rapidamente per ripristinare le situazioni più colpite entro Pasqua. A questi fondi, relativamente al 2019, si devono sommare quelli già stanziati e ripartiti, cioè gli 8 milioni concordati con un emendamento alla legge di stabilità per le opere di difesa a mare e i 6,5 milioni legati al riconoscimento dello stato di emergenza dopo il maltempo di fine ottobre. Grazie a questi, per esempio, è stato possibile far partire subito i lavori di ricostruzione della strada provinciale per Portofino. La Regione però adesso ha intenzione di avvalersi della collaborazione di tutti i soggetti intermedi per i ristori a privati e attività produttive e commerciali. Il lavoro da fare è impegnativo, per questo la struttura regionale ha già iniziato a lavorare per produrre entro 20 giorni una proposta di riparto. Il governo, lo ringrazio, ha riconosciuto il gigantesco lavoro fatto dai nostri uffici di protezione civile e delle infrastrutture per censire tutti i danni fatti in Liguria dall'enorme mareggiata che ci ha colpito alla fine di ottobre. Sono più di 300 milioni di euro che spenderemo attraverso la struttura commissariale dell'emergenza e quindi con modelli e incarichi semplificati, quindi con grande velocità, e ci consentirà di dare una risposta non solo totalmente alle somme urgenze già coperte dai comuni, ma anche a tutti i danni rimanenti, le passeggiate a mare di moltissimi paesi, le scogliere, le difese, tutto quello di cui c'è bisogno per oltre 115 milioni di euro già a partire dai prossimi giorni. Entro 20 giorni sarà pronto il riparto e ci consente di risarcire per la prima volta anche i danni ai privati nel corso dell'anno o immediatamente nei mesi successivi all'evento calamitoso. La cronaca è proseguito tutto il giorno il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco di Genova per bonificare l'area interessata dal vasto incendio che si è sviluppato questa notte attorno a mezzanotte sulle alture di Genova in via San Quirico in Valpolcevera. È andato a fuoco tutto il piano terra e il primo piano di una falegnameria. Il comando dei Vigili del Fuoco di Genova ha inviato sul posto ogni squadra disponibile per estinguere le fiamme. Sono stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco di Rapallo. Per diverse ore hanno operato anche l'autobotte da 28.000 litri di acqua, oltre 2 autobotti da 8.000 litri, una trentina i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento.
Andiamo adesso sul nostro sito teleradiopace.com. Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza con la quale è stato respinto il ricorso in appello promosso da Saba Italia SPA contro Regione Liguria, stazione unica appaltante, in merito alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio di Rapallo per gli anni 2017 e 2022. A fronte di questa sentenza resta pertanto confermata l'aggiudicazione dell'appalto all'Associazione Temporanea di Imprese Segnaletica Industriale Stradale Isola Cooperativa Sociale. Siamo felici che la vicenda legale si sia conclusa, ha commentato il sindaco Bagnasco. Ora si può finalmente avviare l'iter per la stipula del contratto e dare inizio ad un servizio di gestione parcheggi a pagamento nuovo, decisamente modernizzato, che risponderà alle esigenze di cittadini e ospiti. E andiamo a Chiavari adesso. Il depuratore alla Colmata sta prendendo forma. Nei giorni scorsi si sono completati i carotaggi dell'area dove sorgerà l'impianto e si attende da parte di Ireti la stesura del progetto definitivo. Sentiamo il sindaco. Ireti ha fatto i carotaggi nella Colmata e hanno affidato il progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di depurazione. Prosegue a tappe forzate la stesura del progetto del nuovo depuratore di Chiavari. Sarà Ireti a breve a presentare all'amministrazione comunale tutta la documentazione elaborata, anche grazie ai rilievi tecnici effettuati nelle scorse settimane. I carotaggi hanno permesso di verificare la consistenza del sottosuolo dove andrà a sorgere l'impianto, mentre si va definendo anche l'intervento di difesa del litorale attraverso la realizzazione di una diga di massi simile a quella fatta durante i lavori di ampliamento del porto, risultata fondamentale per la protezione dello scalo turistico durante l'ultima mareggiata di fine ottobre. È previsto un intervento molto importante di circa 15 milioni di euro per la difesa della costa e dell'impianto di depurazione, con una massicciata con tetrapodi sotto il livello dell'acqua, che sarà una scarpata di oltre 300 metri sotto il livello del mare, quindi una grossa difesa che permetterà la difesa dell'impianto, che sarà di proprietà del comune di Chiavari, ma anche della nuova passeggiata che potrà essere fruibile a tutti. Nei giorni scorsi intanto il sindaco, accompagnato dai consiglieri Garibaldi e Corticelli, ha visitato due impianti di depurazione di recente realizzazione, quello di Genova Quinto e Recco, per capire il loro funzionamento e l'impatto sull'ambiente circostante. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità di questi impianti, dove a Genova Quinto sopra l'impianto vi è una zona ristoro dove giocano i bambini e le famiglie tutti i giorni, quindi senza problemi di odori e quindi in perfetta sicurezza in base alle nuove norme europee. Lo stesso è avvenuto a Recco, un impianto ancora più moderno con importanti contropartite pubbliche. Quindi l'impianto che verrà realizzato alla Colmata permetterà quindi una grossa riqualificazione della città, interventi di opere pubbliche per diverse decine di milioni di euro e la messa in sicurezza e 600 metri di nuova passeggiata, pista ciclabile. Il Comune di Lavagna ha affidato l'appalto per il trattamento preventivo per la lotta al punteruolo rosso della palma, aggiudicataria la ditta Biosystem di Chiavari per l'importo contrattuale di 7.852 euro. Il servizio prevede l'esecuzione di 6 trattamenti su tutte le palme Phoenix canariensis presenti sul territorio comunale, da fare entro il 2019. Il primo trattamento sarà eseguito nel mese di marzo. Sempre nell'ambito della lotta ai parassiti è stata attivata una procedura d'urgenza per far fronte al proliferare della processionaria. Una ditta specializzata procederà la prossima settimana alla disinfestazione delle piante di pino colpite presenti su aree e spazi verdi comunali. Ammonta invece a 30.875 euro l'appalto relativo alla potatura delle piante nel territorio comunale di Lavagna, affidato alla ditta Primavera di Neirone. L'intervento già avviato dovrà concludersi nel mese di aprile. La cronaca: è stato individuato e denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato l'autore degli atti vandalici che hanno danneggiato le strutture delle oasi di Belpiano di Borzonasca. Si tratta di uno straniero di 19 anni in regola con il permesso di soggiorno e in precedenza ospite del centro di accoglienza. Proprio in questi giorni il giovane era stato riaccolto nella struttura di Belpiano dopo aver trascorso un periodo di tempo in Germania. Alla base del suo gesto l'intenzione di attirare su di sé l'attenzione delle autorità e arrivare così a
al suo rimpatrio, vista la sua intenzione di fare ritorno a casa in Africa. Ieri sera lo straniero aveva infranto i vetri di alcune porte e finestre dell'ostello, del salone e della segreteria. Questa mattina poi aveva cercato di dare fuoco ad alcune poltrone, sempre del salone. Fortunatamente l'incendio è stato subito domato dal personale della struttura. I danni tuttavia non sono ancora stati quantificati. Il giovane è stato individuato e fermato dai carabinieri di Borzonasca che lo hanno interrogato. Nel venire a conoscenza la ragione del suo gesto, oltre alla denuncia, è stato dato seguito alla sua volontà e presentata richiesta alla Questura di Genova di attivare nei suoi confronti le procedure di rimpatrio. E sono stati identificati e denunciati i 2 responsabili del danneggiamento e furto ai danni di 8 parcometri di Sestri Levante avvenuto lo scorso aprile. Dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, i carabinieri della compagnia sono risaliti agli autori. Si tratta di 2 diciannovenni stranieri gravati di pregiudizi di polizia, deferiti in stato di libertà per furto aggravato continuato in concorso. Il danno stimato ai parcometri ammonta a oltre 500 euro. E ha derubato una signora anziana, ha tentato di derubarne un'altra, la donna di 29 anni di origine straniera arrestata dalla polizia a Genova. Pregiudicata per reati contro il patrimonio, la donna è stata arrestata in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per i reati di tentata rapina, lesioni e furto pluriaggravati. A seguito di indagini condotte dal personale della squadra mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione a 2 episodi avvenuti la scorsa estate nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Nella prima occasione la donna ha conquistato la fiducia di una ultraottantenne con il supporto di una connazionale e portando con sé una minore. Ha seguito l'anziana dentro l'ascensore e qui è riuscita a impossessarsi del portafoglio facendo poi perdere le proprie tracce. In una seconda circostanza invece ha tentato di derubare una donna di 83 anni con la stessa tecnica, ma in questo caso è stata scoperta, la donna ha reagito ed è stata scaraventata a terra dalla malvivente che ha tentato di fuggire e le ha causato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Voltiamo pagina. Oggi il vescovo della diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, festeggia i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale. Telepace ha preparato questo augurio speciale per il pastore della diocesi impegnato in queste settimane nella seconda visita pastorale. Vediamo. Don Alberto è un figlio come tutti gli altri, per me. Festeggia 50 anni di ordinazione sacerdotale il primo figlio di mamma Lidia e papà Ermanno. Monsignor Alberto Tanasini, classe 1945, origine ravennate ma genovese d'adozione, è stato ordinato sacerdote dal cardinale Giuseppe Siri il 1 marzo del 1969 con Don Giuseppe Borgatti, Don Carlo Canepa, Don Giuseppe Di Gregorio, Don Sergio Galletti, Don Antonio Lovato, Don Erasmo Magarotto, Don Giuseppe Marasso, Don Severino Merlo, Don Pietro Parodi e Don Giulio Ravera. Una volta diventato sacerdote ha insegnato diritto canonico, ha prestato servizio nella cancelleria della Curia Arcivescovile, è stato canonico della Cattedrale di San Lorenzo e vicario episcopale per la famiglia e la pastorale sanitaria e nel 1996 è stato nominato provicario generale, eletto alla sede titolare di Suelli, nominato vescovo ausiliare di Genova e ordinato vescovo dall'arcivescovo Dionigi Tettamanzi. Nel 2004 è stato eletto vescovo di Chiavari. Essendosi resa vacante la diocesi di Chiavari, ha nominato vescovo di quella chiesa particolare Sua Eccellenza Monsignor Alberto Tanasini. Da quell'anno ha guidato la nostra diocesi e ha vissuto la gioia e la trepidazione della nomina vescovo di 2 sacerdoti del clero diocesano e suoi strettissimi collaboratori, che oggi gli formulano i migliori auguri anche da parte di tutti i fedeli della nostra diocesi. Che il Signore continui ad accompagnarti a rendere fecondo il tuo ministero. Cardinal Siri, nella messa in cui foste ordinato sacerdote, ho avuto modo di leggere la sua omelia, vi chiese al Signore 2 grandi doni per voi sacerdoti novelli, il coraggio e la fiducia. Occorrevano 50 anni fa, occorrono anche oggi a noi pastori, allora chiedo al Signore che possa donarti sempre in abbondanza questi 2 doni importanti, il coraggio della fede e della fedeltà e la fiducia in Dio e negli uomini. Ancora auguri e un abbraccio. La prima parola è quella della gratitudine, per come mi ha sopportato e mi ha accompagnato per tanti anni a Chiavari.
so che non è facile far vita con me, e il Vescovo Alberto è stato molto paziente nei miei confronti ed è stato molto padre, molto paterno, per questo lo ringrazio. L'altra parola è quella dell'augurio di un cammino buono, e verso la fine del ministero episcopale ancora un po' di anni, un po' di tempo, ma non tantissimo, allora che il cammino di questo ultimo tempo sia il cammino della raccolta, in cui possa raccogliere con gioia, con gratitudine quello che ha seminato in questi anni a Chiavari. E per questo davvero gli auguri più grandi e più belli per il Vescovo Alberto. E questa mattina Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato l'Eucaristia di ringraziamento insieme a 9 dei suoi compagni di ordinazione sacerdotale nella cappella dell'Istituto Don Orione di Genova. Qui da qualche tempo risiede Don Giuseppe Borgatti, uno dei confratelli ordinati, come il nostro Vescovo il 1° marzo del 1969 nella Cattedrale di San Lorenzo a Genova per mano del Cardinale Giuseppe Siri. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo, che nell'omelia ha espresso gratitudine al Signore per il dono del sacerdozio ricevuto esattamente 50 anni fa. La fedeltà a Dio e l'amicizia che ancora lega me ai miei compagni di ordinazione, ha detto, è il dono più bello che Dio potesse farci. Siamo qui oggi tutti insieme, ha continuato a rendere grazie e a ricordare quel 1° marzo del 69, quando riuniti intorno all'altare della cattedrale di San Lorenzo, tutti insieme abbiamo detto sì al Signore. Grazie ai nostri genitori, fratelli e amici che ci hanno accompagnato. Il Vescovo ha anche ricordato Don Giancarlo Tamagnone, compagno di messa, scomparso nel 2002. Al termine della celebrazione è stato intonato l'inno a Nostra Signora della Guardia, la Vergine Maria, a cui è stato rinnovato l'affidamento. Infine la foto del gruppo per ricordare questo momento che, come 50 anni fa, ha riunito i 10 sacerdoti. Durante il pranzo, poi, a cui ha fatto seguito la celebrazione eucaristica, il pranzo condiviso è stato impreziosito da una telefonata, quella a sorpresa di Papa Francesco, che ha voluto così fare gli auguri al nostro Vescovo e a tutti i suoi compagni di messa. Nel cammino della visita pastorale nel vicariato di Sturla e Graveglia domani mattina alle 10:30 nei locali della scuola di Ne, il Vescovo incontrerà i bambini e i ragazzi che frequentano il catechismo delle 10 parrocchie della Valle. Sempre domani alle 17 la celebrazione del Sacramento della Cresima a Carasco. In serata Monsignor Tanasini sarà ospite poi del gruppo giovani delle parrocchie di Graveglia, Rivarola e Paggi per conoscere l'iniziativa delle pizze dell'altro mondo, che con una raccolta fondi mensile contribuisce a sostenere le missioni in Perù e in Costa di Avorio. Sempre nell'ambito della visita pastorale, domenica 3 marzo il Vescovo parteciperà agli incontri di catechesi familiare e amministrerà il Sacramento della Cresima ai ragazzi della parrocchia di San Salvatore di Cogorno, con la celebrazione che avrà inizio alle 10:30. Voltiamo pagina, via libera alle aule della succursale del Liceo Linguistico da Vigo nel seminario vescovile di Chiavari da parte del Consiglio diocesano Affari Economici. Nella riunione di ieri pomeriggio la realtà presieduta dal Vescovo ha dato parere favorevole ad accogliere temporaneamente per il prossimo anno le classi della succursale dell'Istituto Rapallese, rispondendo così ad una richiesta di aiuto arrivata da Città Metropolitana e dalla Regione Liguria, in difficoltà nel reperire gli spazi necessari per far partire le attività della succursale. Nei prossimi giorni dovranno essere definiti i dettagli e i contenuti del contratto di affitto. I locali individuati sono quelli a fianco all'ingresso del seminario dove si svolgono le lezioni dell'Istituto Diocesano di Scienze Religiose. Nelle prossime settimane dovranno essere eseguiti lavori di messa a norma degli spazi didattici e dei bagni. Si tratta di una soluzione comunque temporanea per affrontare la partenza del prossimo anno scolastico, nell'attesa che venga individuata una risposta più strutturata che permetta spazi sufficienti per accogliere anche altre classi. E intanto è arrivata questa mattina la notizia dello stanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di fondi straordinari per le scuole della Liguria danneggiate dal maltempo dello scorso autunno. A Rapallo arriveranno 20.000 euro e riguardano la messa in sicurezza e la completa demolizione della tettoia delle scuole Pascoli in via 3 Scalini.
Scatta oggi il pagamento dell'imposta di soggiorno, come stabilito a livello regionale, e per quanto riguarda Rapallo il Comune informa che è in funzione un software che propone 3 diverse modalità per la segnalazione delle presenze nelle strutture turistico-ricettive. Per facilitare l'utilizzo sono state create una sezione domande frequenti e dei video tutorial che illustrano i vari passaggi. Inoltre è possibile versare l'imposta attraverso Pago PA, il sistema di pagamento elettronico verso la pubblica amministrazione. Le scelte che ciascuno compie nel quotidiano non sono staccate dai grandi fenomeni che stanno interessando il pianeta, a cominciare dal cambiamento climatico. Lo ha spiegato l'ex ministro Enrico Giovannini intervenendo ieri sera a Rapallo su invito delle parrocchie del vicariato del Tigullio occidentale a 4 mesi dalla mareggiata. Un incontro denso che ha messo al centro la prospettiva di un'ecologia integrata dove tutto è connesso, dall'economia al clima, dalle migrazioni alle istituzioni. Vediamo. La mareggiata che ha colpito il Tigullio occidentale ci ha fatto percepire una non linearità del clima. Che cosa dobbiamo attenderci per il futuro? Purtroppo altri fenomeni del genere, perché stanno accadendo in tutto il mondo. Non linearità non vogliono dire soltanto eventi improvvisi, ma anche eventi a impatti molto ampi. Questi sono fenomeni che vuol dire che il nostro sistema economico, sociale e ambientale è vicino ai limiti e come tali questi eventi non spariranno a meno di grandi cambiamenti. Ci sono dei punti di convergenza tra la Laudato Si e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile nel periodo 2015-2030? Certamente sì, non è un caso che il Papa decise di pubblicare la Laudato Si a giugno del 2015, cioè 3 mesi prima dell'adozione dell'Agenda 2030, e anzi alcuni dicono che la anticipò proprio la pubblicazione per spingere alcuni paesi nella direzione giusta. L'ecologia integrale di cui parla il Papa corrisponde esattamente a una visione integrata della sostenibilità economica, sociale, ambientale e anche istituzionale, perché le istituzioni non riescono a reggere sotto pressioni assolutamente molto forti dell'interazione tra economia, ambiente e società. I diritti di chi verrà dopo di noi sono gli stessi di chi c'è adesso. Su quali piccole conversioni quotidiane ciascuno di noi è chiamato a confrontarsi? Ognuno di noi nelle sue scelte di consumo, nelle sue scelte di produzione, chi è imprenditore, ma anche nelle sue scelte di voto, ha un potere importante e dunque può scegliere di consumare, produrre, votare e relazionarsi con gli altri alla luce di una visione integrata della realtà, oppure cercando di difendersi, magari levando muri, magari rifiutando il diverso, magari cercando di arraffare il più possibile, se può, sul piano economico per proteggersi da un futuro incerto. Le chiese, non solo quella cattolica, hanno una responsabilità straordinaria per sensibilizzare e orientare le scelte di ciascuno di noi verso il bene comune. Vi segnaliamo che la registrazione integrale dell'intervento di Enrico Giovannini a Rapallo sarà trasmessa su Telepace 1 al canale 15 domenica sera a partire dalle 21:10. Per il Tigullio saranno interessati i comuni di Castiglione Chiavarese, Nere, Zoaglio e Santo Stefano d'Aveto nel progetto di definizione della pericolosità sismica locale. Lo studio sarà riportato in 3 diverse carte geologiche. La società incaricata, la società GEAMB di Genova, dovrà produrre anche una relazione tecnica illustrativa. Il 17° incontro compostellano in Liguria si svolge a Chiavari da oggi a domenica. È l'appuntamento annuale organizzato da pellegrini, ex pellegrini e semplici appassionati che hanno fatto l'esperienza del pellegrinaggio a Santiago de Compostela. L'incontro è caratterizzato da una particolare impronta spirituale, si svolge nei locali della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro con momenti di preghiera e di ascolto. Domani è previsto il pellegrinaggio a piedi dalla Basilica dei Fieschi, mentre domenica al termine della messa delle 12 sarà è consegnata la credenziale ai pellegrini in partenza nella primavera del 2019. È nato il desiderio come di capire meglio che cosa resta dopo Santiago. Sono andato a piedi a Santiago, è stato bellissimo. E adesso? E la vita? E quindi da lì prende lo spunto questo momento di incontro annuale della nostra confraternita. Durante questi 2 giorni che temi verranno affrontati, come si svolgeranno i lavori di questi incontri? Beh, innanzitutto avremo un grande regalo quest'anno, i pellegrini conoscono tutti il nome di Padre Fabio Pallotta dei Guaneliani,
e che è questo grande sacerdote che accoglie i pellegrini all'arrivo a Santiago de Compostela e quindi farà regalo, sarà presente con noi alle 10 del sabato mattina 2 marzo alla Basilica dei Fieschi e poi la messa subito dopo. I temi sono quelli, come dicevo prima, del punto di congiunzione tra l'esperienza del camminare e del pellegrinaggio, che è l'immersione in un'altra civiltà, in un altro tempo, in un altro spazio, in un altro modo di relazionarsi con Dio e con gli altri, e la vita quotidiana, perché se qualcosa di grande, e c'è qualcosa di grande sul cammino di Santiago, c'è, e non si può semplicemente andarlo a rincorrere tutti gli anni rifacendo il cammino, cosa meravigliosa, ma deve essere qualcosa che puoi vivere anche andando a lavorare, io dico sempre di lunedì quando piove. Chi può partecipare? Chi ha fatto ovviamente il Cammino di Santiago, ma anche chi magari non l'ha ancora fatto ma avrebbe intenzione di farlo. Soprattutto costoro, è un punto di invito, di incontro, di ritrovo per tutti i pellegrini, con fratelli, con sorelle, ma anche pellegrini che hanno fatto il cammino, ma anche un invito a coloro che ne hanno sentito parlare e che vogliono saperne qualcosa di più. Un momento particolare, essendo a Chiavari, sarà un omaggio a Elena Bono che faremo al Teatro Caritas alle ore 21 del sabato 2 marzo, con una lettura integrale di un suo racconto, Il piccolo Abi. Le scelte della vita, la carriera artistica, l'impegno sociale sono stati questi i temi al centro dell'incontro che gli studenti del liceo Luzzatti di Chiavari hanno vissuto questa mattina con Neri Marcoré. L'iniziativa rientra tra quelle proposte dal progetto Credere della diocesi di Chiavari. L'intervista di Don Alberto Gastaldi. È giusto, secondo lei, che un attore prenda anche posizioni su temi che riguardano la vita del nostro paese? Sì, secondo me sì, siamo cittadini, a prescindere dal lavoro che facciamo, per quale motivo un attore, un personaggio di spettacolo non dovrebbe esprimere la propria opinione così come la può esprimere chiunque faccia un qualsiasi altro mestiere. Non ci dovrebbero essere preclusioni, penso che tutti quelli che hanno voglia di chiudere, appunto, di ingabbiare i pensieri dentro delle scatole o delle transenne abbiano poi paura della circolazione di idee. Penso che chi invece è un uomo libero affronti qualsiasi discussione, anche di essere messo appunto in crisi rispetto a un altro modo di pensare e quindi di evolversi, no? Rispetto alle proprie convinzioni. Però chi ha paura del pensiero molteplice e vuole invece andare verso un pensiero unico, la storia ci insegna cosa ha portato il pensiero unico in tutte le circostanze che si è verificato, quindi io faccio parte di quelli che professano comunque la libertà di pensiero e di parola fino a che sarà possibile. Se un amico le dicesse un figlio che vuole fare l'attore, come reagirebbe? Che consigli gli darebbe? Beh, io ho 3 figli e nessuno di loro sembra voler fare questo mestiere. Ovviamente non limiterei nessuna volontà di andare nella direzione che uno sceglie, per cui ognuno si sente quello che giusto vuole sperimentare, quindi non avrei preclusioni. E sicuramente adesso è un po' più complicato forse rispetto a qualche decennio fa, anche se c'è sempre stata quella strettoia, no? Quella selezione, però adesso ci sono molti più ragazzi che vogliono farlo e sicuramente ci sono anche più spazi per poterlo fare. Sono aperte le iscrizioni alla 15ª edizione del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure, uno dei più prestigiosi concorsi e festival italiani dedicati alla canzone d'autore intitolato a Umberto Bindi. Il festival si svolgerà dal 5 al 7 luglio, oltre al concorso che in programma sabato 6 ospiterà incontri, presentazioni, live, showcase e una serata tributo al grande cantautore. Il concorso è riservato a singoli o band che propongano le proprie canzoni. E nella giornata di domani, sabato, sarà potenziato il servizio di trasporto pubblico sulla linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Rapallo. Il numero di corse a disposizione dei viaggiatori passerà da 24 a 27. La prima corsa della giornata partirà da Santa Margherita Ligure alle 6:30 e arriverà a Portofino alle 6:55. Dopo il cambio presso la passerella pedonale che domani sarà liberalmente fruibile prima del suo smontaggio previsto per la giornata
giornata di lunedì. L'ultima corsa da Portofino invece partirà alle 20:05 e arriverà a Santa Margherita Ligure alle 20:30. E vediamo proprio le immagini dello stato di avanzamento dei lavori della passerella. È stata asfaltata la corsia a mare e adesso da lunedì si procederà allo smontaggio della passerella che ha permesso in questi giorni, in queste settimane, il collegamento e di raggiungere Portofino per iniziare i lavori nella parte a monte della strada che si sta rifacendo. ATP segnala inoltre che domenica 3 marzo, in occasione del Carnevale di Chiavari, dalle 13 alle 20 le corse della linea C2 nel tratto Piazza Ravenna via Preli e viceversa transiteranno da Corso Assarotti, Corso Gianelli, Corso Italia, Corso Buenos Aires. Domani alle 14:30 davanti ai comuni di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante si rinnova l'iniziativa promossa dal movimento L'Italia che resiste 2 febbraio. I partecipanti sono invitati a partecipare con un capo colorato di rosso, colore con cui cercano di vestirsi i migranti che attraversano il Mediterraneo per essere più visibili in mare in caso di naufragio. Gli aderenti abbracceranno simbolicamente i palazzi delle istituzioni con una catena umana per protestare contro le scelte inumane di chi vuole abbandonare chi scappa da guerra e fame. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 2 marzo. Riapre il centro visita alle batterie al Parco di Portofino. Dalle 10 alle 17 si terranno 2 visite guidate con partenza dalla 202esima batteria Chiappa. Emanuele Luzzati alla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. L'evento si aprirà alle 14:30. Seguiranno letture, racconti e la presentazione della mostra allestita sino al 31 maggio al Centro Culturale Museo dei Fieschi. Dalle 15 in corso Matteotti a Lavagna, i volontari delle associazioni Arci Ragazzi, Croce Rossa, CIV e la Banda di Lavagna accoglieranno i bambini e li intratterranno con laboratori creativi sul carnevale. Anima Donna è il titolo della mostra che sarà inaugurata alle 15:30 a Genova nell'area Quarto Pianeta di Via Maggio 5. L'evento unisce cultura, performing art e fotografia prendendo spunto dai temi sociali delle violenze e delle discriminazioni. Alle 15:30 nella Sala Bodi Palazzo Fascia Sestri Levante si terrà l'evento Evoluzione Donna, i periodici femminili dalla carta al web. Mandilo in Riviera è il titolo della 2 giorni che sarà ospitata nel comune a Levanto ad iniziativa del Consorzio della Quarantina. Dalle 16 verranno riproposti gli scambi di semi della Riviera di Levante seguiti da racconti sulla diversità, incroci, miscugli, scambi. Nella sala Aldo Solari del Circolo Aclifanin di Via Vinelli a Chiavari alle 16 si terrà un incontro sul tema dell'ipertensione arteriosa. Interverranno Corrado Castagneto, direttore della medicina interna all'ospedale di Rapallo, e Alessandro Ceruti, referente dell'ambulatorio per l'ipertensione. Nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure alle 16:30 sarà presentato il libro Auguste Papon, il re degli impostori di Roberto Beccaria. Introdurrà l'incontro lo storico Luca Sansone. Dalle 17 al box 51 del porto turistico di Chiavari, nell'ambito della rassegna Uomini e Navi, il comandante Ernani Andreatta parlerà su le conquiste dal Polo Artico e Antartico. All'Oratorio dei Bianchi di Rapallo, dalle 17 appuntamento con i Cavalieri Templari. Ieri e oggi interverrà Fra Mauro Giorgi Ferretti, presidente dei Templari Cattolici d'Italia. 13ª notte europea della civetta al Parco dell'Aveto alle 18:30 ritrova Cassagna nei pressi dell'agriturismo Cadanonna. Dopo la cena si terrà la presentazione di ambienti e rapaci notturni a cura di un'esperta ornitologa della LIPU. Nella sala Albino della Biblioteca Civica di Lavagna dalle 21 si terrà un evento musicale in cui Sara Vergnano e i suoi ospiti speciali eseguiranno un magico tributo a Mattia Basara, ad Antonella Ruggero e alla Scuola dei Cantautori Genovesi. Un viaggio nella storia della canzone italiana sarà proposto alle 21 al Teatro Emiliani di Genova. A proporre un vasto repertorio di canzoni l'ensemble composto da Michela Centenario, Iulo Fortunato e Maria Giulia Mensa. Alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari sarà proposto un viaggio speciale con Filippo Daverio nel secolo d'oro dei genovesi. L'iniziativa è della Fondazione Istituto Sarotti per sordomuti. Ed infine dalle 21:30 nell'atrio del Palazzo Comunale di Chiavari si apriranno i festeggiamenti del Carnevale a ritmo di valzer viennese con l'ensemble Musica Amica. Dalle 22 invece alla tensostruttura del porto turistico serata musicale con DJ set animazione by Ipsonia Eventi.
Sempre per domani un appuntamento di sport per la pallanuoto, la Serie B maschile, si giocherà alle 19, orario che sarà mantenuto per tutte le restanti partite del campionato, la gara che vedrà di fronte la Chiavari Nuoto e l'Unione Sportiva Locatelli. La partita si disputerà nella vasca della piscina comunale di Chiavari. Riccardo Repetto è stato nuovamente riconfermato alla guida del Circolo Pescatori Dilettanti Rappallesi. Le elezioni si sono tenute domenica 24 febbraio. Il Consiglio resterà in carica per i prossimi 2 anni. La volontà è di proseguire nella propria attività declinata sugli aspetti ricreativi legati alla pesca, al mare, ma anche agonistici con le varie sezioni di pesca, pesca subacquea, a canottaggio. E in chiusura uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera alle 21:10 su Telepace 1, canale 15, una nuova puntata della rubrica Noi Chiesa. Vediamo i titoli in anticipo. 50 anni a servizio di Dio e della Chiesa. Auguri al Vescovo Alberto Tanasini, che festeggia il 1° marzo i suoi primi 50 anni di ordinazione sacerdotale. I giovani al centro della visita pastorale al vicariato di Graveglia e Sturla. Al Vescovo sono state presentate le riflessioni preparate dai gruppi che si sono formati nei 4 ambiti del vicariato. Fra gli incontri vicariali, quello con gli animatori della liturgia e i custodi dei luoghi di culto. Nella visita pastorale una serata dedicata alla formazione dei ministeri laicali. Ricucire la distanza fra scuola e lavoro è l'obiettivo di Generare Futuro, iniziativa di ACLI e Forum Famiglie. La giornata conclusiva si è svolta a Genova con l'incontro fra i giovani e le aziende. C'è un'utopia possibile, una nuova consapevolezza ecologica e integralmente umana. Riflessione dell'ex ministro Giovannini a Rapallo a 4 mesi dalla mareggiata. Occorre una conversione quotidiana per tutelare il pianeta. Conoscere l'ebraismo per riscoprire le radici delle confessioni cristiane e per combattere l'antisemitismo. Il tema affrontato nella giornata di studio che si è svolta in diocesi in chiave ecumenica. 3 giorni di ascolto e preghiera per i pellegrini di Santiago de Compostela. A Chiavari, nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, si svolge la 17ª edizione dell'incontro compostellano in Liguria. Come figli miei, l'approccio di una preside con gli studenti di un quartiere degradato di Napoli, la testimonianza di Eugenia Carfora al corso di insegnanti della diocesi di Chiavari. Ed è tutto per l'informazione con Tigulli oggi, l'appuntamento per l'informazione domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa e poi 12:45 la prima edizione di Tigulli oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.